simula il surf. C'è un po' il fiatone perché ho skatato un po' fino adesso. Allora l'idea è di fare delle puntate che spieghino un pochettino come si fanno le curve, come si usa il carver, perché di conseguenza lo rapportiamo anche al mondo del surf, perché il carver ha di bello che imposta le manovre come le imposta il surf, cioè le manovre si impostano in modo simile a come si impostano col surf. Quindi abbiamo il bottom turn, lo snap, l'off-the-lip, il layback, l'aerial, eccetera. Allora, il bottom turn praticamente si fa andando giù verso la base dell'onda, quindi ci ranicchiamo, spingiamo il più possibile perché la compressione è quella che poi va verso l'alto, quindi mettiamo davanti a noi il nostro braccio sinistro, se siete regulari il destro, si spinge giù, si va su e poi si